Vista offuscata, abbagliamento ed elevata ipersensibilità alla luce, peggioramento del contrasto nella visione, insorgere della miopia o aggravamento della miopia. Sono i disturbi visivi più comuni della patologia chiamata cataratta, che colpisce indistintamente uomini e donne dai 50 anni in su. Che cos'è la cataratta? La cataratta è l'opacizzazione del cristallino che piano piano, per svariate cause e per tanti motivi, dopo i 50 anni comincia ad opacizzarsi. Il cristallino è una lente all'interno dell'occhio che consente, almeno fino ai 40 anni, consente l'accomodazione, cioè la visione distinta sia per lontano che per vicino. Tant'è vero che dopo i 40 anni inizia la cosiddetta presbiopia. Presbiopia che piano piano aumenterà man mano che aumenta la sclerosi del cristallino. Accertato il caso di cataratta, cosa bisogna fare? Il paziente cosa fa? Il paziente si reca dall'oculista e assieme all'oculista decide la cura migliore. La cura migliore al momento è l'intervento chirurgico, che può essere eseguito in ambiente ospedaliero, in day service. Cosiddetto in day service significa ambulatoriamente. Dopo la visita prima dell'intervento è il momento legato all'anestesia. Noi utilizziamo per il 95% dei casi un'anestesia topica. Anestesia topica significa anestesia con le goccine, solo con un anestetico locale. Qualche volta, quando la cataratta è molto dura e molto avanzata, preferiamo fare una puntura che blocca i muscoli dell'occhio in maniera tale che il paziente stia un po' più fermo. In rari casi, quando ci sono dei pazienti che non riescono a stare fermi, che ci chiedono l'anestesia generale, allora possiamo fare l'anestesia, ma sono casi alquanto rari. L'intervento consiste nella rimozione del cristallino opaco tramite uno strumento che si chiama facoemulsificatore, quindi attraverso una breccia di 2,5 mm si riesce con la frantumazione del facoemulsificatore ad estrarre la cataratta. Rimossa la cataratta, viene poi sostituita con una lente artificiale. Viene sostituita con una lente artificiale, ripeto, che ha un disco ottico di circa 6 mm e viene inserita attraverso questo piccolo taglio da 2,3 mm. Alla fine dell'intervento, dopo il recupero funzionale, che avviene circa dopo una settimana, 15 giorni, il paziente non avrà più bisogno di mettere la lente per lontano, o quantomeno, se avrà bisogno di una lente molto più leggera di quella che portava prima. Che tipo di afflusso avete qui in ospedale? Noi all'incirca operiamo in un anno facciamo più di 2000 interventi di cataratta e fino ad oggi devo dire, ringraziando Dio, che con i protocolli e le linee guida che seguiamo pedissequamente, fino ad oggi non abbiamo avuto complicazioni particolari. Noi operiamo 5 volte alla settimana e ormai le liste d'attesa si sono azzerate. Le liste d'attesa di 8-9 mesi, di un anno che c'erano prima, ormai non esistono più. Un mese o 2 al massimo, ma l'intervento viene eseguito.